cercate di essere agenti di cambiamento per questa società, per il mondo, per il futuro che è vostro. Un grande saluto. Da quando Giulia Cecchettin è stata uccisa l'11 novembre 2023, altre 200 donne in Italia hanno perso la vita per mano di un uomo violento. Tenere alta l'attenzione, dunque, non solo nella giornata internazionale contro la violenza di genere che si celebra il 25 novembre, è un obbligo morale e civile. Avanti sempre senza fermarsi nel divulgare questa cultura di rispetto delle donne. Bisogna non arrendersi e continuare su questo filone, e la Fondazione Gino Cecchettin oggi ci aiuta molto a divulgare questo messaggio di sensibilizzazione. Per questo la provincia di Treviso, insieme a Fondazione Cecchettin, Zelda Teatro e l'Ufficio Scolastico Provinciale, ha promosso una lezione evento per gli istituti Besta, Giorgi Fermi, Planck e Riccati Luzzatti, con lo spettacolo Una donna sola, con il testo di Franca Rame e Dario Fo, per riflettere sui segnali nascosti che sono spia di relazioni tossiche. E poi ha posato una targa sulla panchina rossa inaugurata 2 anni fa nel giardino interno, per ricordare che l'amore non uccide mai e che gli adulti dovrebbero, anzi devono, dare il buon esempio. Ma occorre parlarne ogni giorno, a casa, a scuola, ed è importante anche il messaggio che lancia la società. È importante che il messaggio sia univoco, cioè il messaggio è quello che la donna va rispettata. Dobbiamo insistere con i nostri ragazzi perché la nostra cultura evolva verso una cultura del rispetto, dell'aiuto reciproco e nella consapevolezza, ecco, che la società cresce solo se siamo rispettosi di chi ci sta accanto.